Sai Armando, sono un po' perplesso, un po' preoccupato. Perché? Ma perché con tutte queste buone ricette che tu mi porti, ho paura di ingrassare, sai? Sai, io sono una buona forchetta. Sì, lo so. Questo purtroppo, Bruno, può essere una tentazione felice però, felice. Quindi... non mi vedi amareggiato, mi vedi serio? No, un po' preoccupato senza dubbio questo, bene. Allora... Senti un po', tutto bene questa settimana? Bene anche tu. Ma quello che è importante, l'Ave come sta? Bene, grazie. Me la saluti perché io penso sempre all'Ave, non sei geloso? No, assolutamente. Perché sai che io con l'Ave ci conosciamo da bambini, sì, insomma... Quindi, poi passano gli anni, ma le amicizie di una volta rimangono, specialmente quando si incomincia la scuola alle elementari. Certo. Senti Armando, tu oggi cosa hai preparato? Oggi, caro Bruno, per i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, care amiche, spero che state tutte bene, che avete appetito. Quindi... C'era la Maria che non stava molto bene. Ecco. Ma sai perché? No. Ma perché non aveva mangiato quel famoso risotto dell'altra settimana? Ai Maria, mi raccomando. Non perché stava male, era un po' giù di morale. Ma il risotto ti tira su perché il risotto ti fa sorridere. Ecco, quindi a proposito di risotto, oggi vi do un piatto che nelle nostre tavole venete, trevigiane qui, sta scomparendo. C'è ancora qualcuno che lo fa, però c'è qui piatti, caro Bruno, che si impara sempre, che ma una volta mi ricordo quando che si mangiava, che roba che mi faceva mia nonna, mia mamma. Io vado alla ricerca, se tu ci fai sempre cosa gradita, di queste ricette che io vado a trovare fuori, che hanno un'epoca, una tradizione, e che purtroppo questi giovani e queste bravissime signore che si cimentano ai fornelli sono in disuso, non le sanno fare perché non le conosco. Ecco un motivo in più che qui in Radio Conegliano noi facciamo conoscere anche queste cose che sono dei valori di ieri, ma li portiamo a valorizzare anche oggi. Bravo. Quindi, caro Bruno, cosa dire? La minestra, oggi si fa minestre, oggi cucita si può fare una cosa che è stupenda. Orzotto perlato, che non si trova sempre nei tavoli. Ma che non le si sbaglia, che non siamo noi altri due orsotti, Ecco, non siamo gli orsotti. L'orzotto è una minestra. Ecco, questa è una minestra che si fa la minestra, questo invece vi do in una versione che ho modificato io, però è molto piacevole. È come fare un risotto, quindi è un orzotto mantecato, quindi il procedimento è uguale come fare un risotto. Quindi io vi do gli ingredienti e vi do anche il procedimento, che è facilissimo. Allora, per 4 persone, poi dividete se siete in due, sono da 200 a 200 grammi. Se no chiamate noi. Sì, siamo sempre... Siamo disponibili. Facciamo parte del club dei magnarecci, del buon mangiare, che purtroppo siamo chiamati delle volte per dare aiuto quando che avete tante piatanze e noi siamo qua anzi per fare onore. Ecco perché ovviamente si fanno onore anche a padrona di casa, non è che si va solo per mangiare, mi raccomando. Dopo se venimo con una graspetta va anche bene. Anche bene, da digerire. Quindi 200-250 grammi di orzo perlato, mezza cipolla, un gambo di serno, mezza carota, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva e un cucciaro da toia di prezzemolo e d'oliva. Perché non li chiami i ciuffi di prezzemolo anziché i cucchiai? C'è un motivo? Sì, il cucciaro di prezzemolo perché è una dose giusta per la ricetta, con le trità che mette un cucciaro, mette questo cucciaro. Il prezzemolo lo vedo sempre in ciuffo. Sì, ora bisogna dire i ciuffi che lo trité. Dopo lo trité, quindi un cucchiaio di prezzemolo tritato e poi ci va un 2 litri circa di buon brodo di verdure vegetali che non fa male e le più digeribili e ovviamente 50 grammi di parmigiano, anche 60 grammi di parmigiano grattugiato,
Quindi è importante che il formaggio non sia molto, in questo piatto è importante che il formaggio non sia molto stagionato, che sia poco stagionato, perché quando mantecate questo orzotto, non essendo molto stagionato, diventa ad mantecarmi meglio l'orzotto perché si scioglie, si amalga molto meglio, no? E quindi, e poi ci mettete del sale e del pepe e un po' di burro. Il mantecare un piatto, l'orzo o un risotto, sì. O un risotto. È proprio lì il momento particolare. Bravo. Perché se sbagli... Se sbagli... Ma c'è proprio questo impegno delle altre ricette con la radio Coneglianti. No, ti si deve imparare massa, mi raccomando. No, mi senza ragazzi, qua sto signor Bruno qui al birichino, lui medita, ha appoggiato un momento, sono qua, sono io che prendo le ricette. No, senza di te e senza il tuo libro noi altri non facciamo niente. Allora vogliamo mostrarlo, vediamo se riesce a fare, ecco, me lo metto qua, che magari se riesce a fare intanto mi dico il primo piano, regia, ecco, se no scampa tutto qua. Mi hai fatto un primo piano, primo piano, vieni qua, vieni sul primo piano, regia. Vieni, perché voglio parlare veramente. E posso dire dopo il procedimento del suo piatto? Sì. No, perché vedo il regista che mi taglia, mi fa segni, stringi, e mi dice il regista. Beh, ma noi altri avremo premura, no? No. Se la regia che ha premura, pazienza, dopo taglierà, no? Sì, ecco, guarda che bello, è anche bello da vedersi. Grazie. Beh, fatto bene, come grafica è fatto molto bene. Anche un bel regalo per chi vuole fare un regalo. Guardate qua, Armando, e dopo che c'è il Veneto che fa gola. Il Veneto che fa gola. Vedi il Veneto che ti fa gola. È fantastico. Quindi, ci sono 600 ricette. Esatto. Ricordatelo. Tutte molto importanti. Ti lascio adesso dire quali sono gli ingredienti di questa. Il procedimento di questo piatto: voi prendete la cipolla finemente tritata, la fate appassire con l'olio. Ovviamente l'orzo deve essere messo a bagno la sera prima, come fossi i fagioli nell'acqua. Dopo lo scolate all'acqua, lo versate su questo fondo di cipolla, lo tostate un pochino e cominciate a bagnarlo con il brodo che avete ricavato. Lo bagnate di tanto in tanto, mescolando. Ovviamente sapete che a 50 minuti di cottura, non è come il risotto 15, questo a 50 minuti. Mescolate di tanto in tanto, lo annaffiate sempre col brodo, a cottura venuta, che sentite, lo assaggiate, lo spegnete e lì dovete essere pronti a mantecarlo con il burro, il parmigiano e aggiustare di sale e pepe quanto necessario. Ecco, questo è un orzotto che è fatto come un risotto, è molto buono, provatelo, innanzitutto fa molto bene perché sono piatti leggeri, piatti giusti per questa stagione, mi capisci? Mi raccomando la mantecazione, questo è molto importante. Adesso dobbiamo lasciarli. Certo. Alla prossima. Passa una buona serata. Sì, grazie. Ciao Armando, e tieniti in forma perché la prossima domani siamo ancora qui. Buongiorno a tutti voi e buon appetito. Ciao, buon appetito.